riprende. Colleghi, sono stati presentati degli emendamenti che troverete all'interno della cartella fuori sacco. Naturalmente, dopo il lavoro fatto per cercare di trovare una sintesi sull'articolo 1, tutti gli emendamenti all'articolo 1 li considero ritirati. E iniziamo con onorevole Schillaci. Lei deve intervenire? Prego. Qual è l'emendamento? Prego, onorevole Schillaci. Grazie Presidente. Colleghi, scusate, l'Aula riprende. Prego. Allora, un attimo. All'interno della cartella fuori sacco trovate tutti gli emendamenti, sono all'interno della cartella fuori sacco. Ora li tratteremo in ordine. Dopodiché l'onorevole Schillaci ha chiesto di intervenire. Prego. Grazie Presidente, sì, intervengo perché naturalmente io ritirerò la mia riscrittura perché abbiamo trovato una sintesi e soprattutto perché è stato recepita all'interno della riscrittura un emendamento a cui io tenevo particolarmente, cioè di dare una premialità aggiuntiva alle imprese che assumono le donne era già nel testo. E soprattutto gli over 50, perché sappiamo che in questa terra che è dove è molto difficile trovare occupazione, soprattutto gli over 50 che perdono il lavoro hanno delle difficoltà enormi. Per cui questa è una norma a cui tengo particolarmente, l'ho sempre presentata anche a partire dalla scorsa legislatura, per cui sono contenta che ha trovato posto insieme ad altri colleghi che l'hanno proposta, come la Caronia di Pasquale e anche altri colleghi, per cui sono contenta che ha trovato posto. Noi avevamo presentato come Movimento 5 Stelle altre misure da inserire all'interno di questa norma, però abbiamo concordato con l'assessore Dagnino che sarebbe stato difficile portare avanti anche per un rischio di impugnativa, per cui ritiro la riscrittura e vediamo appunto di portare avanti un'unica sintesi e una riscrittura che è condivisa da tutte le forze. Grazie onorevole Schillaci. Allora, io un attimo ho l'intervento in ordine dell'onorevole Giambona, Di Pasquale e Ciminnisi. Prego onorevole Giambona. Colleghi, onorevole Marano, lei deve intervenire pure. Grazie. Allora, un attimo, colleghi. Allora, io capisco, vi sto facendo intervenire nuovamente perché state intervenendo non sulla discussione generale dell'articolo che l'abbiamo già fatto, state intervenendo sugli emendamenti. Prego, onorevole Giambona. Presidente, io la ringrazio di avermi concesso la parola. Non sono ancora intervenuto e rammento agli onorevoli colleghi che ho presentato diversi emendamenti su questo articolo, ma io ho bisogno di essere seguito nella discussione dall'assessore all'economia, dall'assessore Dagnino, con il quale, poc'anzi, nella pausa, ci siamo lungamente confrontati. A dire il vero, su questo articolo che riguarda incentivi relativi al sostegno all'occupazione, già in Commissione Bilancio abbiamo avuto appunto lunghe discussioni su questo argomento. Assessore Dagnino, Assessore, Presidente della Regione, molto velocemente, questo è un articolo che ritengo sia centrale in questa manovra finanziaria, ancorché purtroppo nelle precedenti finanziarie noi non siamo riusciti concretamente, Presidente Schifani, lei lo sa, a mettere a terra una misura che dia sostegno all'occupazione, che sia all'interno di una strategia di politica industriale condivisa. Questa è comunque una politica che noi sosteniamo. Detto questo,
Tra le problematiche del mondo del lavoro, Assessore Dagnino, che noi evidenziamo, oltre la questione del lavoro nero, del caporalato, c'è anche un altro aspetto. È l'aspetto del lavoro povero, in inglese job poor, poor job. Allora, questa norma, che è assolutamente una norma condivisibile, dovrebbe dare risposte anche in termini della stabile occupazione e di una occupazione che sia nelle condizioni di dare un reddito dignitoso. Presidente, però io ritengo che c'è un eccessivo frusio. Se noi dobbiamo continuare in questa maniera, credo che sia nemmeno il Presidente della Regione riesce a seguirmi. Colleghi. Cosa facciamo? Abbiamo difficoltà. Colleghi, abbiamo difficoltà. Non mi fate fare l'appello. Colleghi, mi fate ascoltare l'onorevole Giambona, poi collega si può rivolgere lei alla Presidenza ovviamente. Presidente, io mi rivolgo alla collega Presidenza. Figuccia, onorevole Figuccia, onorevole Ferrara. Presidente della Regione mi stava seguendo, Onorevole devo dire, Di con Mauro e particolare Gallo, vi chiedo attenzione. cortesemente un minimo di... perché altrimenti c'è troppo brusio. Prego, onorevole Giambona. La proposta emendativa che ho presentato ed è nell'articolato e della quale ho parlato con l'assessore Dagnino va in una direzione. Oltre a favorire le assunzioni a tempo indeterminato, noi avevamo aggiunto anche a tempo pieno ed indeterminato, perché c'è il rischio che questa norma favorisca il cosiddetto part-time involontario e il Presidente della Regione ha piena consapevolezza come la Regione Sicilia, il mercato del lavoro siciliano abbia un triste primato di essere la prima regione in Italia per part-time involontario e sono principalmente coinvolte le donne. I 2/3 dei part-time involontari in Sicilia riguardano le donne. Allora la proposta emendativa andava nella direzione di aggiungere come l'agevolazione prevista da questa norma sia concessa non solo appunto alle costituzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma a tempo pieno o comunque in subordine a quelle assunzioni che garantiscono almeno il part-time al 50%. Questo naturalmente permetterebbe di dare una risposta concreta in termini di qualità del lavoro, in qualità dell'impiego. Aggiungo anche un altro aspetto di non poco conto che ho inserito insieme ai colleghi in un altro emendamento, quello di agevolare le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Credo che questo sia un altro elemento di valore che bisogna considerare in questa norma per renderla completamente coerente rispetto ad un quadro complessivo che vuole essere rispondente alle nostre esigenze, alle esigenze della Sicilia, intanto per contrastare il lavoro nero, per contrastare il lavoro povero e per favorire una stabile occupazione. Quindi da questo punto di vista chiedo all'assessore all'economia, al Presidente della Regione, che visione abbiamo su questo aspetto e se vuole convergere rispetto a questa proposta emendativa. Grazie. Grazie onorevole Giambona. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Pasquale. Prego. Signor Presidente della Regione, Assessore, colleghi, io brevemente, perché ci tenevo a ringraziare l'assessore Dagnino, il Presidente, la Commissione e i colleghi dei gruppi parlamentari per aver condiviso la proposta di prevedere una percentuale in più oltre il 10% fino ad arrivare al 15%, quindi questo 5% in più per l'assunzione di donne. Io penso che questa disponibilità che avete dato voi, che hanno dato anche i colleghi parlamentari, ci mette in condizioni, in questa norma che, come ho definito prima, è una norma strutturale interessante e speriamo che possa dare i suoi frutti, ma di riconoscere al mondo femminile un'attenzione maggiore, e quindi ci tenevo a ringraziare. L'ultimo intervento, onorevole Ciminnisi, prego. Grazie Presidente, intervengo per ringraziare il Governo per aver accolto la mia proposta sull'introduzione anche dell'adozione dei modelli di sostenibilità ESG nella norma, perché siamo pienamente convinti che
fare questo passaggio culturale è importante, perché quando un'azienda agisce bene sui 3 fronti, quello della sostenibilità ambientale, della sostegnibilità della governance e della sostenibilità delle politiche aziendali che hanno a che fare con il rispetto della persona, con l'inclusione, con la parità di genere, con il welfare aziendale, allora quell'azienda costruisce anche fiducia e buona reputazione, quindi prendersi cura dell'ambiente, delle persone, di come si lavora all'interno dell'azienda rende l'azienda più rispettata, più apprezzata, più capace di crescere, e quindi questo ne migliora anche la competitività e l'attrattività sul mercato. Quindi è un piccolissimo segnale che accogliamo di buon grado, però segna l'inizio di un percorso in cui la sostenibilità diventa parte della cultura d'impresa, e crediamo che questo sia importante anche come messaggio che lanciamo alle imprese che vogliono credere che fare impresa in Sicilia appunto è possibile. Grazie. Bene colleghi, iniziamo con l'emendamento. Assessore, prego. Sì, allora grazie. Sono lieto che si sia trovata una sintesi ampiamente condivisa in aula, era già questo nell'intenzione del Governo, e quindi è chiaro che, come si dimostra sempre, che dal confronto emergono sempre fatti positivi. In relazione all'osservazione dell'onorevole Giambona, c'è l'impegno del Governo a verificare con le istituzioni europee la possibilità di introdurre forme di preferibilità, forme di priorità per l'incentivo in relazione alle assunzioni a tempo pieno, perché condividiamo certamente l'obiettivo di potenziare il lavoro di migliore qualità, quindi non soltanto a tempo indeterminato come già riportato nella norma, ma anche a tempo pieno. Tuttavia, per ragioni di cautela, visto il valore elevato della misura ed essendo il testo che abbiamo messo a disposizione di quest'Aula il frutto di una serie di interlocuzioni anche a livello di uffici legati al sistema dell'Unione Europea, saremmo dell'idea di mantenere per il momento quel testo base che è stato in qualche modo, su cui il Governo è stato in qualche modo si è impegnato, insomma è stato ragguagliato circa la tendenziale fattibilità, poi per carità al netto di tutte quelle che possono essere le procedure europee. Ove dovesse esservi spazio per questo, ci riserviamo di intervenire o con il decreto o, se necessario, con una proposta di modifica normativa. Grazie. Grazie Assessore. Andiamo subito a mettere in votazione l'emendamento 1.6. 1.86. Parere della Commissione? Presidente Davidone. Favorevole. Parere del Governo? L'ha presentato e quindi è favorevole. Metto in votazione l'emendamento 1.86. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'emendamento è approvato. Andiamo all'emendamento 1.13.1. Fuori sacco, sì. Vi trovate nella cosa fuori sacco. Nella cartella fuori sacco. Emendamento 1.13.1. Parere a firma del Governo e altri. Parere della Commissione favorevole. Parere del Governo favorevole. Metto in votazione l'emendamento 1.13.1. Chi è favorevole rimanga seduto. Chi è contrario si alzi. L'emendamento è approvato. Votiamo l'emendamento 1.13 che si trova nel fascicolo principale a pagina 11, che è a firma di Campo e altri. A pagina 11, sì, qua. No, ma dov'è? Non lo trovo. No, 1.13 a firma Catanzaro. Ah, ok. L'1.13.1 è stato votato come subemendamento all'1.13 che adesso mettiamo in votazione. Metto in votazione, così come emendato, l'emendamento 1.13. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, col parere favorevole della Commissione e del Governo. Andiamo all'emendamento 1.89, che anche questo un fuorisacco a firma del Governo ed altri. Parere della Commissione favorevole, parere del Governo
favorevole, metto in votazione l'1.89, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'emendamento 1.89 è approvato. Andiamo all'emendamento Fuorisacco 1.88 a firma del Governo, parere della Commissione favorevole, parere del Governo favorevole, metto in votazione l'1.88, chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'emendamento è approvato. Andiamo all'emendamento 1.87 a firma del Governo, parere della Commissione favorevole, parere del Governo favorevole. Metto in votazione l'emendamento Fuorisacco 1.87, che è favorevole rimanga seduto, che è contrario si alzi. L'emendamento è approvato. A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 1 così come è emendato. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi. L'articolo 1 è approvato. Colleghi, io a questo punto riconvoco l'Aula a domani mattina alle ore 11. Alle ore 11. Alle ore 11. Domani mattina alle ore 11. La seduta è sospesa.